insieme, con calma e tutto. E tu mi confermi di stare con la testa da un'altra parte, tu per amici, ok, ma penso che ti sta preso il gesto di venire in cammino da te, tutto l'insieme. Vedi che lei va via, non devo sapere, lei va via, dico, non mi interessa, voglio andare a Martina, voglio che arrivo vediamo la situazione, risolviamo, gli chiedo scusa, ci baciamo, allora cosa ci dico? Ho detto, non è normale, non è che fai un giro così, però non è lì, ma pure io mi sono dei dubbi però, e poi cosa che non mi scuso, ma io tutti voi, che devo fare? Ma come è possibile? Io faccio il gesto nei vostri confronti, non me l'hanno mai visto. Io ho pensato, ma tu hai fatto quello con quello. Sì, perdonami, io sono stata bene, l'ho detto, ma da me... mi aspettavo una cosa se dovessi dire oggi sarebbe stato questo, invece no. Ma io sono stata bene, penso che se visto lei devo parlare io, ma io ti devo dire le cose che penso. Ma non è che se si vede non è sottintesa, non c'è di quel genere dei dubbi, ma che non è normale. Bene, io ti sto dicendo un'altra cosa, io ti sto dicendo, in riferimento a quello che si è parlato in estate, che tu sei venuto in cammino da me, perché io non ho avuto modo neanche di parlare. Ok, ma io non ho detto che tu hai sbagliato oppure che non l'ho